Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napolese. Allora, questa sera parliamo della partita della qualificazione all'Europa League. Il Torino perde in casa per 2-3 contro il Wolverhampton. Partita che il Torino era partito male, poi ha preso il pallino del gioco in mano nel momento migliore, è stato punito dal Wolverhampton con un'azione, diciamo che la difesa secondo me è un po' molto distratta, ma non solo la difesa, perché il centrocampo non ha aiutato la difesa. I mediani, secondo me, i centrocampisti centrali, sia Mete e sia Baselli, in questa partita sono andati molto in difficoltà, come la difesa. Poi gli esterni, sì, Ansaldi e De Silvestri hanno spinto, ma in fase difensiva hanno subito anche loro. Traoré del Wolverhampton, che è stato uno dei migliori prima di uscire dello stesso Wolverhampton, come Raúl Jiménez, che nonostante abbia fatto un gol ha fatto una grande partita da parte del Wolverhampton, come Tendon che era a centrocampo, Saiz, il centrocampo, Joao Moutinho, il centrocampo del Wolverhampton ha fatto meglio di sicuro di quello del Torino, ha sopravvinto sul centrocampo del Torino che è andato molto in difficoltà. Infatti secondo me le reti sono avvenute anche da una parte del centrocampo del Torino, che non ha funzionato questa sera. Sia Baselli che Mete non hanno dato, secondo me, quello che potevano dare. Sono andati in difficoltà tutte e due, ma soprattutto la difesa l'ho vista un po' rimbambita, sia sul gol che è nato da Breman, l'autorete, un mezzo autorete, un mezzo gol di Saiz, insomma sul primo tempo la chiudono 1-0. Sembra ritornare il Torino a prendere il pallino in gioco, invece così non è, subisce anche il 2-0, poi da lì fa il 2-1, poi il 3-1, il 3-2, insomma una partita piena di capovolgimenti, ma il Wolverhampton in questa partita è sembrato superiore, mi dispiace dirlo, ha tenuto il pallino del gioco in mano, però non l'ha saputo sfruttare. Zaza questa sera non è che mi sia piaciuto, secondo me in avanti solo Belotti non può far tutto. Belotti è quello che si è andato a prendere il rigore, è quello che ha creato qualcosina lì avanti. Zaza sbagliava troppi palloni, secondo me non era bravo a cercare lo stesso Belotti, cioè scaricava troppo, non ci provava più di quando... Cioè è una punta, dovrebbe provarci di più. Questa sera non l'ho visto un po' impaurito, non so che dire. Izzo mi è piaciuto del Torino, Ansaldi e De Silvestri. Anche De Silvestri ha fatto gol. Quando spingevano, bene, tutto bene, ma quando dovevano difendere andavano in difficoltà, sia Ansaldi che De Silvestri. Traoré è stata una spina nel fianco per Ansaldi quando veniva attaccato. Qualche volta è riuscito a fermarlo, ma più di una volta si è fatto saltare, come la difesa del Torino nell'occasione del gol di Jiménez, che si è fatta saltare tutta quanta. L'ho vista molto in difficoltà la difesa, appunto come il centrocampo. Quando sono entrati Rincon e Olaina, ho visto un Torino molto più pimpante al centrocampo, molto meglio. Cioè non capisco perché Olaina non abbia giocato al posto di Mete, che Mete non mi è piaciuto niente. Poi Berenguer lo stesso non mi è piaciuto, anche se Zaza, diciamo, rispetto a Berenguer qualcosina ha fatto, si è mosso un po' di più. Berenguer non mi è piaciuto per niente, come Mete, come Baselli, ripeto, in fase difensiva poi sono stati in difficoltà gli esterni, come tutta la difesa. Sirigu l'ha salvato in qualche occasione, ma anche, diciamolo, il portiere del Wolverhampton ha avuto anche un mazzetand, perché, diciamo, lui Patrizio ha salvato all'ultimo su Belotti, ma ha salvato anche qualche occasione sull'1-0 per il Wolverhampton, che il Torino poteva pareggiarla. Un po' sfortuna l'ha avuto questo Torino. Ora sarà molto dura andarsi a prendere una rimonta lì in casa del Wolverhampton, ma nulla è impossibile. Devono crederci, nonostante sia un risultato a favore del Wolverhampton di 3 gol fuori casa, sono veramente tanti. Questo c'è amarezza, sì, ma nulla è perduto. Devono crederci fino alla fine. Io spero che il Torino possa rimontare. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti da Napoliello87 e Forza Napolese.